quadri di 9 artisti che hanno interpretato l'autunno con diverse tecniche, e quindi abbiamo anche delle fotografie rielaborate, oppure la tecnica dell'acrilico o anche altre tecniche davvero molto molto interessanti. Non sono artisti solo friulani, c'è anche un artista barlettano che è appunto Stefano Balzano, e anche a lui diamo il benvenuto. Ma certo, certo, che ha rappresentato lo tsunami, è veramente un quadro di grande forza, di grande potenza. Queste iniziative qui in via Aquileia, nella città di Udine, hanno un loro significato, è vero Assessore? Certo, un grande significato, perché naturalmente intanto avvengono in una via storica di Udine e servono proprio a richiamare le persone, a rianimare anche la via. Molto bene, quindi io mi complimento con voi per questa bella iniziativa e mi auguro che molte persone vengano in visita. Grazie per il contributo in questo senso che ci dà l'amministrazione comunale, l'assessore Elisabetta Maria. Dal Club per l'UNESCO di Udine, un club internazionale che ha a livello nazionale e a livello locale i suoi punti di riferimento. La presidente del Club per l'UNESCO di Udine è la professoressa Renata Capria d'Aronco. Le piace questa mostra? Magnifica, veramente la mostra, questo quadro poi di Stefano Balzano di Barletta è veramente un'opera straordinaria. Ricordo che a Barletta c'è anche un club per l'UNESCO, quindi il club per l'UNESCO di Udine che è rappresentato da me, e poi naturalmente Barletta che è veramente una realtà straordinaria. Faremo un gemellaggio. Faremo un gemellaggio perché l'artista è veramente fenomenale, ha questo tocco di grande dinamicità, il colore, il cromatismo, tutto molto bello. E quindi grazie moltissime a Gianni Strizzolo che ci ha invitati a questa kermesse estremamente interessante, grazie a te professor Sutto che hai illustrato, è veramente una giornata memorabile. Il Club per l'UNESCO di Udine sottolinea i valori della pace, una parola che oggi ha una valenza un po' superiore ad altri momenti storici. Certo, pace, non violenza, naturalmente i diritti e i doveri attraverso educazione, scienza, cultura e comunicazione. E questa opera veramente rappresenta le idealità dell'UNESCO e dell'ONU, perché trasmette un senso di pace, di serenità, di desiderio di non avere più guerre fra di noi e quindi di avere un senso di fratellanza, di amicizia, di solidarietà e di amore anche. Udinese Life non è la sede giornalistica solamente del giornale online Udinese Life, ma è anche un luogo questa sera, ma anche precedentemente per le foto di Gianni Strizzolo. In questo momento abbiamo una collettiva, vi andiamo a presentare gli autori, cominciando da Nicoletta Palmano. Il suo lavoro, il senso del suo lavoro, ce lo racconta? Sì, buonasera a tutti intanto, e volevo ringraziare per prima cosa Gianni per questa bellissima serata, ti ringrazio tantissimo. E che dire, sono stata rapita dai colori dell'artista, come lo chiamavano, dell'arcobaleno. Il suo nome è Leonid Afremov. Questo è un suo tributo di un quadro che praticamente mi ha rapito i sensi, si può dire così. I colori scivolano sulla tela come vedo le sue opere di una maestria importantissima per me. Io sono friulana doc, ho tantissimi dipinti, tante tecniche, ma questa è stata la cosa che veramente rapito. Grazie Nicoletta Palmano e buon lavoro. Richiama il senso dell'autunno. Elena Bin si propone dalla Tisana qui a Udine proprio con questo filare di alberi e questo panorama autunnale. Sì, è un filare di gelsi, il gelso da noi l'albero tipico del Friuli, il morar. Il morar, infatti il titolo è I Morars, ed è la luce. A me piace tantissimo i colori caldi dell'autunno che hanno tutte queste luci, questo senso caldo, diciamo, che ci fa... Mi sembra di cogliere che dai molto aspetto al disegno.
Sì, sono acquerelli per cui un po' di disegno c'è, la forma è quella classica del gelso ed è molto facile, diciamo, capire che proprio sono gelsi. Mira Pintò si propone in questa mostra con Inscatolata, un'opera che vuole richiamare, si osservi all'interno delle figure che sembrano apparire proprio nel costume etnico, e vuole proporre appunto questa figura femminile che sembra quasi inscatolata, come lei intitola, chiusa in perimetri di rettangoli e di quadrati. E qui invece conosciamo la fotografia di Gianni Strizzolo, che è anche il direttore responsabile del giornale Udinese Life, fotogiornalista. Qui si esprime anch'egli, come gli autori precedenti, in una misura di ricerca simbolica, con questa foglia che è proprio una delle percezioni più dirette dell'autunno. La foglia posta in primo piano è il fotografo che cerca di entrare in questo gioco di luci e di colori naturali. Questa è l'opera di Alessandra Candriella, invece, che ci propone un astratto con questi colori freddi che svettano quasi. Questo si chiama Mare, diciamo, ed è una delle mie composizioni marine, perché in questi 2 anni io ho sempre fatto il mare, perché a me piace come argomento e poi vedo che proprio mi soddisfa, proprio nel vero senso della parola. E qui mi sono impegnata particolarmente perché per mettere vicino tutti questi movimenti crediate che non è una cosa semplice, perciò io mi ritengo più che una piccola lode, desidero anche averla per me la faccio io da sola. Comunque, a furia di girare gallerie d'arte, di quelle pregevoli, a parte questa, insomma io ho imparato veramente tanto. Ho fatto 5 probiennali col professor Sgarbi, l'ultima a maggio, quindi non vi dico che panoramica di artisti che ho sempre avuto modo di conoscere in questi anni, per cui sono molto soddisfatta e ho sempre imparato, questo voglio dirlo. E questa figura danzante è quella di Alida Liberale, che lavora con la foglia d'oro e che lavora mettendo in luce questa figuralità femminile così pregevole. Sì, è la foglia d'oro e dello stucco sotto in maniera di dare un po' di rilievo, e poi ho voluto anche inserire in questo vestito così vaporoso, che è un vestito di cancan, delle foglie secche di un fiore. Alida Liberale è specializzata, diciamo, nei fazzoletti, è vero? Sì, esatto, fazzoletti in seta pura, dove dipingo molto a batik, che è una tecnica particolare con la cera ed è bellissimo, mi diletto in questo. Grandi soddisfazioni anche a livello internazionale, mi risulta. Sì, ho esposto in Florida, ho esposto in Brasile, sono andata in Francia a Carrousel del Louvre, comunque tante soddisfazioni, quello sì, posso dirlo. Allora i miei foulard in seta pura sono stati abbinati anche a un vestito di Jean-Paul Gaultier a un shooting fotografico a Parigi un paio di anni fa. E con questo squarcio d'autunno entriamo proprio nel prodotto tipico dell'autunno, l'uva, con Renato Croppo. La vigna, i colori della vigna rappresentano facilmente l'autunno. A me piace la vigna, diciamo, sempre piaciuta, i colori rossi, arancioni, il bosco anche, però questa volta ho pensato di portare questo dipinto. Dal titolo Vendemmia, un acrilico su tela. Sì, certamente. Diciamo che non è che devo dire molto, perché secondo me un'opera, un quadretto, uno lo guarda e poi vede se gli crea qualche suggestione, se gli piace o meno. Cioè quello di spiegare quello che ho fatto io non è che sia molto
molto sciolto per spiegarlo, insomma. Vabbè, noi abbiamo provato lo stesso. Quando uno lo guarda deve un po' vedere quello che sente. Bene. Buon lavoro Renato Croppo. E qui abbiamo l'occasione di conoscere anche Stefano Balzano con questo quadro di ampie dimensioni, con questa onda che sembra quasi invasiva. Stefano Balzano è un autore che viene da Barletta e in questo momento sta facendo il giro del Friuli con una mostra che è cominciata all'Art Hotel, che si è conclusa con l'autunno, una seconda mostra che si è sviluppata alla Galleria della Banca Sella di Udine e con una terza mostra che proprio in questo momento Stefano Balzano sta proponendo all'interno della sala consigliare del comune di Pavia di Udine. Con questa mostra in via Aquilei a Udine, Stefano Balzano si propone di continuare il suo giro nel Friuli. E concludiamo questo giro di interviste all'interno di Udinese Life, dove si svolge questa mostra in via Aquileia, con Liliana Nazzi, che con questo Festa d'autunno presenta l'immagine di questa casa con una finestra e accanto ad essa un bicchiere di vino, quasi a suggellare che la vera festa d'autunno avviene quando c'è un calice di vino. Certamente. Allora, il balcone, la terrazza è Villa Florio a Butrio, no? Ho preso lì. E quindi zona anche di vini, ovviamente, periodo di vendemmia e quindi dopo la vendemmia si aspetta che il vino sia pronto, no? Per cui ho presentato l'uva e anche il calice di vino pronto a festeggiare l'autunno. E noi vogliamo festeggiare l'autunno con questa mostra presso la redazione di Udinese Life in via Aquilei a Udine. Visitate questa mostra. La mostra è visitabile nelle ore mattutine e nelle ore pomeridiane per tutto il mese di novembre. Su prenotazione, per cortesia vi chiediamo di scriverci udineselife@gmail.com. Vi preghiamo di scriverci. Gianni Strizzolo e Vito Sutto, arrivederci. Ba 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 bam ba bam ba bam.